Eder. Mech. Pallister. Conosco il congiuntivism Team Resinovic da alcuni anni. Li ho conosciuti in quanto vicini di casa. Io abito al civico 4 mentre loro abitano al civico 2 della stessa via. Nel tempo, causa la stessa passione per le bici, abbiamo iniziato a fare gite assieme. Di loro so che lui è divorziato ed ha un figlio mentre una figlia è morta alcuni anni fa. Per lei credo sia stato il primo matrimonio. I due, per quanto riferitomi dagli stessi, sono sposati dal 2005. Liliana ha un fratello di nome Sergio ed una nipote a cui tiene tantissimo di nome Valentina che frequenta l'università. La Resinovic mi aveva accennato al fatto di aver aiutato Valentina a completare gli studi in quanto il fratello non aveva molte possibilità economiche. Non li ho mai visti litigare, era una coppia molto aperta. Ho notato molto attaccamento del Visintin nei confronti della propria moglie. Mi dava l'impressione che quest'ultima fosse molto dipendente emotivamente nei confronti del marito, forse a causa della differenza di età, quasi 10 anni in più. Posso aggiungere che il Visintin era l'anima della coppia. Lei era molto dipendente da lui rispetto a qualsiasi decisione sia riguardante la vita di coppia sia anche la destinazione di eventuali gite in bicicletta. Tra l'altro i due, essendo pensionati, erano spesso in giro, a fare gite in bicicletta piuttosto che saune in Slovenia. Infatti la loro macchina, una Fiat Cubo, ha sempre le biciclette dentro tutto l'anno, pronte per essere usate in qualsiasi momento. Tra l'altro proprio la domenica 12 dicembre erano andati a fare una gita a Grado, sempre in bicicletta. Dal punto di vista economico, da quello che so, lei era una ex dipendente regionale in pensione, con un discreto trattamento pensionistico. Quello un po' più in difficoltà era il Visintin in quanto ex fotografo artigiano con la pensione di 600 euro circa. A causa di questo, lui arrotondava le entrate con l'hobby di arrotino, attività che svolgeva saltuariamente per alcuni amici commercianti in un magazzino di modeste dimensioni in via Donadoni. Non conosco il numero civico esatto ma comunque vicino al Pane Quotidiano. In via Verrocchio, i due sono in affitto. Sia questo pagamento che quello dell'affitto di via Donadoni vengono messi a scadenza direttamente dal conto corrente della Resinovic come riferitomi da Sebastiano. Nella tarda mattinata del 14 dicembre, vengo interpellato telefonicamente da Claudio Sterpin. Persona che conosco da circa 30 anni in quanto è considerato un patriarca della società sportiva Trieste Atletica. Lo stesso mi aveva chiesto di vederci di persona in quanto mi doveva parlare in privato di una questione personale. Nel corso del pomeriggio, mi sembra verso le 16 circa, ci siamo visti in viale 20 settembre. In questa circostanza, Sterpin mi aveva raccontato di avere un rapporto sentimentale e particolare con la Liliana, rapporto che sarebbe sfociato in una convivenza. A tal proposito mi aveva precisato, con mia grande sorpresa, che proprio il giorno 18 dicembre, un sabato, Liliana avrebbe dovuto lasciare il marito per andare a vivere assieme a Sterpin nella casa di quest'ultimo. Il giorno 18 non era una data a caso ma piuttosto una ricorrenza speciale in quanto i due si erano conosciuti il 18 dicembre di alcuni decenni fa ed inoltre ricorreva un anno da quando lo Sterpin era diventato vedovo. A detta di quest'ultimo, i due negli anni erano sempre rimasti in contatto e, negli ultimi mesi, mi sembra che l'uomo mi avesse parlato precisamente del martedì. La Resinovic andava a casa dello Sterpin a sbrigargli alcune faccende domestiche, poi i due mangiavano assieme e la donna rientrava nella sua abitazione. Dalle sue parole mi era parso che Sterpin provasse un affetto platonico nei confronti della donna,
quasi a voler stare con una persona piuttosto che rimanere da solo. Sono rimasto molto sorpreso nel sentire questa storia in quanto lo Sterpin è un uomo di 83 anni con molto carisma e bella presenza, comunque con 20 anni di differenza di età rispetto alla donna. Nel prosieguo della conversazione, lo Sterpin mi aveva manifestato la sua preoccupazione raccontandomi di aver ricevuto una telefonata da parte di Liliana il martedì mattina, verso le 8:30. Lì la donna gli preannunciava un suo ritardo nell'appuntamento in quanto doveva passare per una commissione al negozio Wind di via Battisti. Successivamente lo Sterpin non ha più avuto notizie da parte della donna tempestandola di telefonate in svariati orari. A dire dell'uomo, lo stesso, nel corso di quella mattinata, era andato in via Verrocchio con la propria autovettura per vedere la situazione non trovando la macchina del Visintin senza però citofonare all'appartamento ma continuando ad andare in giro per cercare la donna continuando a telefonarle. Poi noi due ci siamo salutati ed io sono tornato a casa ed ho raccontato tutto alla mia compagna Michele Gabriella. Sterpin ha una Renault Clio di colore bianco. Dopo, Gabriella, preoccupata, aveva deciso di mandare un messaggio sul telefono di Liliana invitandola a venire a trovarci per bere un caffè. A questo messaggio ci aveva richiamato il Visintin dicendoci che la moglie non era ancora tornata a casa. L'uomo era preoccupato ed aveva aggiunto che la moglie aveva lasciato i telefoni in casa aggiungendo che erano arrivati sugli apparati telefonici della donna delle chiamate e dei messaggi a cui lui non aveva risposto. Io l'avevo invitato a mettere a soqquadro la casa cercando di trovare un'indicazione che potesse giustificare questa improvvisa assenza ma l'uomo mi aveva risposto che al momento non voleva toccare nulla. Ci siamo salutati e, la sera, siamo andati a casa sua per sapere se c'erano novità. Visintin ci aveva riferito che Liliana non era ancora tornata invitandoci ad entrare ed a guardare con lui nelle stanze. Posso precisare che la casa era in ordine e che sembrava tutto normale. Aggiungo che il Visintin aveva aperto le anche dell'armadio di pertinenza della moglie e sia io che la mia compagna, in quel momento, abbiamo notato e commentato che mancava il giaccone nero invernale che la Resinovic usava in quel periodo e neppure c'era sembrato di vedere la borsa di colore chiaro. Non mi ricordo la tonalità precisa, che Liliana era solita usare sempre in quel periodo. In ordine a quanto sopra, preciso che proprio ieri sera su invito del Visintin, siamo tornati nuovamente nella loro casa. L'uomo ha aperto l'anta dell'armadio di sua pertinenza, sua cioè di Visintin, ed abbiamo visto, nonché commentato, che il giaccone nero di Liliana si trovava là. Visintin aveva replicato dicendo che alle volte la moglie, non trovando posto nel suo spazio, metteva le cose nell'armadio al lato del marito. Nella stessa circostanza abbiamo visto la borsa di Liliana collocato nell'armadio di pertinenza della donna con tutte le sue cose dentro. Oggetti che il Visintin ci aveva fatto visionare invitandoci a controllare il contenuto della borsa. In questo frangente ho potuto notare la presenza di denaro contante, documenti vari nonché bancomat dell'Unicredit ed altri oggetti vari. Il Visintin aveva precisato che la borsa era stata rinvenuta dalla polizia nel corso di un sopralluogo precedente e che lui non aveva idea che la borsa si trovasse là. Questo fino al ritrovamento della borsa da parte della polizia. Sempre ieri sera l'uomo mi aveva precisato che quello che non era stato trovato erano le chiavi dell'abitazione precisando altresì che rientrando a casa martedì 14. La porta di casa era chiusa regolarmente a chiave. Lo stesso Visintin, sempre ieri sera, aveva dato il permesso alla mia compagna di rovistare nel cassetto della moglie. Gabriella aveva così rinvenuto nel comodino del letto, dalla parte dove dorme la Resinovic,
un astuccio con dentro denaro contante, non so quanto di preciso. Però penso che siano stati parecchi soldi. Subito dopo, Visintin mi aveva fatto vedere un rotolo di contanti aggiungendo che non si fidava di tenerli in banca, quindi preferiva tenerli in casa. Ieri era la seconda volta che tornavamo a casa della coppia. Io e l'uomo, in questi giorni, ci siamo visti di sfuggita o nel piazzale o quando lui, stando al pianterreno, stava sulla finestra oppure ci siamo sentiti telefonicamente. In questi frangenti gli avevo chiesto se c'erano novità e lui mi aveva risposto di non averne. Liliana lo ha vista solitamente in questo periodo con un giubbotto nero, quello che si trovava nell'armadio in uso al Visintin, ed uno di colore rosso che ho visto trovarsi nell'armadio di pertinenza della donna. Oltre a questi, comunque la donna aveva numerosi giubbotti anche più leggeri di vari colori. Nelle occasioni in cui ci siamo visti, non ho notato dissidi tra di loro né nulla di anormale. Posso aggiungere di aver saputo nei giorni scorsi che, lunedì 13 dicembre, nel corso di una serata conviviale che Visintin e la moglie avevano trascorso con altre due coppie a casa di una delle due coppie, non ricordo chi precisamente ma qualcuno di questi, ci aveva detto che c'era stata qualche breve incomprensione, non so di che natura, tra i due coniugi. Proprio ieri sera, quando io e la mia compagna siamo andati a trovare il Visintin, avevo chiesto a quest'ultimo espressamente se, nel corso della predetta cena o nel corso della serata, era avvenuto qualche diverbio tra lui e la moglie, ma l'uomo mi aveva risposto che non era successo alcunché. Io allora gli avevo chiesto se era successo qualcosa la mattina successiva, ovverosia il 14 dicembre, e lui mi aveva risposto che non era successo nulla. Sebastiano mi è sembrato disorientato, come se non riuscisse a capire cosa stia succedendo. Spiego meglio, mi sembra preoccupato ma non nella misura in cui ti aspetti, mi pare che non faccia trasparire i suoi veri sentimenti. Soprattutto non ha un comportamento razionale, l'avevo invitato varie volte a rovistare in casa, cercare una traccia che possa spiegare l'allontanamento della moglie ma, secondo me non ha mai seguito il mio consiglio completamente, oppure l'ha fatto e non lo dice, comportamento poco razionale secondo me. La mia impressione personale è che lui sappia qualche particolare a proposito della vita con la moglie ma non lo dica. Sul rapporto con la coniuge ha sempre detto che non vi era alcuna gelosia da parte sua anche se lei si vedeva con amici o amiche. Su nostra insistenza verso le ore 22 Sebastiano si è recato in questura. Spiego meglio, quel giorno, quando siamo andati a casa sua, gli avevo fatto notare che la moglie si era allontanata. La mia compagna aveva già provveduto di sua iniziativa a verificare presso i locali ospedali l'eventuale presenza della Resinovic senza avere riscontro positivo, invitando pertanto il Visintin a rivolgersi alle autorità per avere un aiuto. L'uomo tergiversava, ma, pur dimostrandosi preoccupato, voleva aspettare che lei tornasse a casa. Ad un certo punto noi siamo tornati a casa nostra e, verso le ore 22 il Visintin ci aveva telefonato chiedendoci di accompagnarlo in questura, cosa che abbiamo fatto. A parte il giorno 14, Sterpin l'ho visto assieme alla mia compagna nei giorni scorsi al bar di Piazza Verdi. Ci ha raccontato nuovamente la sua storia con la Resinovic aggiungendo di essere preoccupatissimo tanto da dormire poco di notte. Ha ripetuto nuovamente la sua versione, ovverosia che quel giorno si doveva trovare con Liliana in città, in qualche via o piazza del centro, aggiungendo che la donna gli aveva riferito e che avrebbe tardato in quanto doveva recarsi al negozio della Wind in via Battisti per un'incombenza. Lo sterpino aveva continuato dicendo di aver provato a chiamarla vanamente e di essere venuto in via Verrocchio,
senza però entrare completamente nel parcheggio. Per vedere se c'era la macchina in uso al marito, la Fiat Cubo bianca di cui sopra, riprovando a telefonarle senza ottenere alcuna risposta. In mattinata, girando per il centro, sempre a dire dello Sterpin, lo stesso aveva provato nuovamente a chiamare Liliana senza ottenere risposta. Aggiungo che lo Sterpin in questi giorni mi aveva riferito di essere stato richiamato dal Visintin, il quale aveva trovato il suo numero telefonico nell'elenco chiamate del telefono in uso alla Resinovic. In questa telefonata lo Sterpin si era presentato come un amico di Liliana dei tempi della corsa, chiedendo altresì notizie su quest'ultima. In questo periodo lo Sterpin mi ha contattato molte volte per avere notizie sull'evolversi del caso ed io gli ho comunicato la novità del ritrovamento della borsa. Parlando con Sterpin della cerchia di amicizia della Liliana, è uscito che ogni tanto la stessa si vedeva per un caffè con un uomo del mondo della corsa dell'epoca di nome Fulvio Covalero, che abita nel nostro quartiere. Sconosco in che tipo di rapporti fossero i due. Per quanto riferitomi dal Visintin in questi giorni, questo Covalero ha contattato probabilmente l'utenza di Liliana a cui ha risposto lui. In questo frangente Covalero aveva chiesto notizie della Resinovic in merito all'articolo pubblicato sui giornali locali per la scomparsa della donna. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.